La partita dell'anno, ancora di più se in palio c'è il passaggio del turno, un antipasto a quella che sarà la sfida per vincere il campionato, prima contro seconda, non oggi. Amici di Lo Calcio Plus, un saluto da Salvo Giracci, benvenuti al comunale Bagheria Aspra, il derby di Bagheria, 16esimi d'andata della Coppa Sicilia di prima categoria. Parte la punizione in porta di Vitrano e poi un tocco fuori, c'è stata la risposta di Fricano. Palazzo recupera, avanza l'Aspra, avanza Palazzo. Attenzione al passaggio, il pallone dentro. Attenzione a Lococo in area di rigore. Ancora Lococo sul primo. La parata di Fricano. Ci sarà il tiro in porta. 99% per Gio. Infatti va Gio. La risposta di D'Amore. Leva via Imesi subito in area di rigore. Imesi appoggia Vitrano. Cross in mezzo, si propone Palazzo. Palazzo stacca all'indietro. Che shot per Palazzo, la più importante del match. Parte la battuta, il salvataggio di D'Amore, l'intervento in rete. Il Bagheria passa in vantaggio con Tarantello che si fa trovare in area di rigore. 1-0. Enorme festa al comunale. Tarantello a battere D'Amore che aveva compiuto un grande intervento. Battuta intanto la punizione, va in mezzo all'area, tocco verso l'esterno, la va a recuperare Vitrano contro Tripoli. Vitrano al cross sul secondo palo, colpo di testa che va fuori di un nulla. L'Aspra si mangia l'occasione del pari. Che cosa ha avuto Caio? Il rinvio e il triplice fischio dell'arbitro, vince il Bagheria 1-0 sull'Aspra e si prende l'andata dei 16esimi di Coppa. Il gol decisivo lo ha segnato Tarantello al minuto 81.